29 maggio, le immagini di Times Square a New York postate da Luca Nogaris su Instagram raccontano di un sogno ancora intatto. Poco più di 2 mesi dopo, le notizie sul 39enne di Rovigo e sul coinquilino e socio Alessio Picelli, 48enne di Villa Dose, sono invece legate al freddo report di un'autopsia, che in queste ore deve stabilire come i due veneti siano morti, dopo essere stati trovati da un terzo collega di origini veronesi in un appartamento del Queens. Da subito la polizia ha escluso la morte violenta, non essendoci segni di colluttazione e altri elementi riconducibili a un'aggressione. Restano in piedi l'intossicazione alimentare o il sospetto più tremendo, quello di una overdose di droga, avendo rinvenuto vicino ai corpi alcuni accessori legati alle sostanze stupefacenti. Impossibile, sostengono i familiari delle vittime. Nogaris, un matrimonio alle spalle e 3 figli, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre Picelli era un redattore di interni, contitolare di un negozio di arredo e design a Rovigo e che dal 2019 si spostava spesso negli States per lavoro tra Miami e New York. Erano stati raggiunti nella metropoli dall'amico con il quale stavano studiando il progetto di ristrutturazione di una casa che era stata loro commissionata. Il Consolato Generale d'Italia a New York, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che sta seguendo con grande attenzione il caso. Quando li ho visti l'ultima volta stavano bene, ha raccontato l'amico alla polizia. In attesa di certezza resta il dolore e restano quelle immagini felici di 2 veneti che sognavano un'occasione che passa poche volte nella vita, ma che è terminata in un appartamento preso in affitto nella 29ª strada.